Momento importante oggi con l'incontro di Enrico Galiano, uno scrittore che presenta il suo libro, un libro giovane, ha detto ai ragazzi, la società segreta dei salvaparole. I ragazzi stanno interloquendo con lo stesso autore. Ospitiamo con particolare piacere Enrico Galiano per la presentazione del suo libro La società segreta dei salvaparole. È un romanzo pensato per i più giovani ma che riguarda anche noi adulti, perché è una storia che racconta la bellezza della nostra lingua e il valore delle parole che usiamo sempre meno. L'autore immagina un mondo senza parole ed è certo che saremmo tutti più tristi e soli. L'incontro con il professore Galiano è anche l'occasione per trattare temi importanti come l'adolescenza, il disagio giovanile, la scuola e le sfide per il futuro. La scuola sempre attenta a tematiche sociali, ne avete fatto qualcuno nelle scorse settimane, ma in programma ce n'è altri. Sì, in istituto abbiamo un progetto di educazione alla lettura, in programma ancora incontri con l'autore proprio per educare le nuove generazioni alla lettura, a provare il piacere della lettura. Enrico Galiano, ecco, un momento bello, si interloquisce con i ragazzi, insomma tante curiosità, però diciamo le parole sono belle, quelle del libro, ed è bello anche che i ragazzi interagiscono con lei. Sì, beh, il mio pane quotidiano, io sia nel lavoro, a scuola, che quando faccio queste cose adoro lo scambio con loro, anche perché sono bravissimi a insegnarti loro delle cose, sono loro che ti insegnano più che altro. Ecco, cosa parla il libro? Un po' svelaci qualcosa, e perché leggerlo, insomma? Beh, certo, racconta la storia di questo ragazzino che si sveglia in un mondo in cui cominciano a sparire le parole, in un momento un po' assurdo, un po' strano, le parole svaniscono, rimangono solo nei vocabolari ma spariscono da internet e dalla testa delle persone, e piano piano le persone diventano più tristi, più arrabbiate, più nervose, e queste due cose sono connesse, e lui, grazie ai suoi amici e grazie a una misteriosa vecchietta di nome Nonna Squee, cercheranno di risolvere questo intricato mistero. Quindi finisce bene allora? Questo non si può spoilerare purtroppo, però posso dire che è un libro dove bene finisce l'amore nostro per le parole, quello sì.